Buonasera a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Library Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club che immagino vi sarà mancato moltissimo il mese scorso in cui per un motivo o per l'altro non siamo riusciti ad andare in onda. Io sono Giorgio, sono il fondatore ed editore in chief di Star Wars Library Comics e oggi, come in realtà sta succedendo sempre un po' più spesso nelle ultime puntate di Holocron, vi parlerò in una bella monografia di una mezz'oretta circa. Sapete, Holocron è una diretta un pochino più breve rispetto alle nostre solite dirette, di quello che è stato, secondo me, secondo la redazione di Star Wars Library Comics, l'uscita più interessante tra i libri e fumetti di maggio, quindi del mese scorso. Per una volta non parliamo di un titolo Panini Comics, che ormai sapete pubblica libri, fumetti di Star Wars, insomma di tutti i tipi, per tutte le età, ma vi parlerò di un'opera di un altro editore, e questo editore è Bao Publishing. L'avete visto già dal titolo, oggi vi parlo di Le guerre di Lucas, che ho qui con me. Tra l'altro si vedono un sacco tutti i graffi sulla copertina, wow. No, non sono graffi, però sono segni che è stato letto e un attimo trasportato, anche perché l'hanno voluto leggere anche i miei genitori. Erano molto curiosi di questo volume. Iniziamo a dare qualche informazione editoriale. Quindi Le guerre di Lucas, edito da Bao Publishing, in copertina cartonata senza sovracopertina, con i soliti inserti lucidi e il resto soft touch, testi di Laurent Hopman, disegni di Renaud Roche. È stato forse uno dei titoli anche di Bao un po' più attesi di quest'anno. È stato visto mi sembra l'anno scorso, per la prima volta al Festival di Angoulême, dove è stato molto apprezzato dal mercato francese, e quest'anno è stato un po' pubblicato in tutta Europa, proprio in occasione del 4 maggio. In Italia da Bao Publishing ho visto edizioni anche in lingua spagnola e anche in lingua tedesca, e mi sa anche in inglese. Intanto faccio un saluto ad Alessio che ci saluta. Buonasera, faccio solo un breve salto, la sessione chiama. Capisco benissimo, buono studio. Per chi invece non ci sta seguendo in diretta, perché preferisce guardare la partita, buona partita, e poi magari ci recupererete in differita. Ma che cos'è Le guerre di Lucas? Vi faccio vedere questo bel volumotto, anche consistente, perché sono circa 200 e passa pagine. Le guerre di Lucas è una biografia, essenzialmente, una graphic novel, come la chiamerebbe Bao, una biografia a fumetti di George Lucas, che si incentra sulla creazione e sulla realizzazione di Star Wars, Una nuova speranza, nel 1977. Le guerre di Lucas parte in maniera molto in media stress, cioè parte durante la realizzazione di Star Wars, durante uno degli eventi più critici della realizzazione di Star Wars stesso, l'infarto che Lucas ebbe appunto durante le riprese. Alessandro dice: preferisco Holocron alla partita. Bravissimo Alessandro, tu sì che sei un vero Jedi, del resto con quell'immagine non potevi che essere un vero Jedi. E appunto dopo quell'evento torna indietro e racconta della vita di Lucas dalle prime dai primi momenti in cui inizia ad appassionarsi alle storie di fantascienza, come Flash Gordon, ai fumetti, alla sua passione per le macchine, per la velocità, fino a che non inizia a studiare cinema. E studiando cinema inizia a fare le prime amicizie nel mondo del cinema, che poi saranno quelle amicizie, quei personaggi e quegli artisti con cui Lucas segnerà la storia del cinema. Le guerre di Lucas quindi non è un volume dedicato solamente ai fan di Star Wars,
ma è un volume dedicato ai fan del cinema, della storia del cinema degli anni 70, degli Stati Uniti, e appunto è una vera e propria biografia. Poi sono convinto che un fan di Star Wars sia in grado di apprezzare da un punto di vista, perdonatemi, da un punto di vista, scusate, dicevo, un fan di Star Wars secondo me è in grado di apprezzare le guerre di Lucas maggiormente per come le guerre di Lucas è strutturato e per la carica emotiva che le guerre di Lucas mette soprattutto nei, soprattutto nelle pagine finali, cioè la realizzazione la conclusione della realizzazione di Star Wars, le primissime proiezioni, ma in realtà penso che la vera svolta emotiva avvenga attorno a metà, quando quando iniziano le riprese vere e proprie, quando viene riunito il gruppo di attori. Allora lì scocca una scintilla emotiva, secondo me. E la tavola appunto da cui è tratta anche la copertina, con Lucas che vede il tramonto, è estremamente carica di emozioni, ma anche solo, adesso sto cercando proprio la pagina, quando il trio di protagonisti si riunisce, ecco anche questa tavola qua, quando Carrie Fisher riceve la chiamata per diventare la principessa Leia, è una tavola molto molto bella, e qui vedete il trio riunito. Qui davvero secondo me scatta qualcosa, perché ci immergiamo nella realizzazione del film e Hoffman è davvero bravo a portarci all'interno della realizzazione, sia perché riusciamo ad entrare un po' nelle varie paturnie di Lucas, nelle cose che funzionavano, nelle cose che non funzionavano, ma trasporta anche e trasmette anche l'entusiasmo di questi giovani attori, non menefreghismo, però insomma un po' la superiorità di Alec Guinness. È come se nel momento in cui iniziano le riprese, oltre alla sola figura di Lucas, che sicuramente in questo volume ha un approfondimento anche dal punto di vista dei pensieri ed emotivo rilevante, rimane comunque, ma come lo è sempre stato, di carattere, una persona che comunque mette un po' di distanza. Con invece tutto il cast di attori, la chimica della biografia, secondo me, ingrana, funziona meglio. È anche molto interessante in realtà la parte iniziale, in cui più che parlare di Star Wars si parla di Lucas, di THX 1138, di Francis Ford Coppola e di tutto quello che sta succedendo nel mondo del cinema americano negli anni 70. Quindi diciamo che forse le guerre di Lucas si divide in tre parti. Abbiamo la parte, diciamo, prima di iniziare a lavorare a Star Wars, abbiamo la parte in cui si lavora a Star Wars, si lavora più attivamente, proprio anche con tutte le riprese, e poi c'è la conclusione. Con Star Wars in fase di montaggio e i momenti appunto di conclusione in cui l'opera viene terminata. Un altro momento bellissimo è l'incontro con John Williams, e che trasmette tutta la potenza della musica di Williams in un paio di pagine semplicissime. Penso che la grande forza delle guerre di Lucas sia anche la semplicità con cui trasmette questa storia, questa vicenda di vita,
e appunto l'emozione del protagonista stesso. Lo fa sia da un punto di vista di sceneggiatura, secondo me molto ben pesata, molto ben dosata, che soprattutto con un lavoro grafico di grandissimo rilievo. La cosa si nota molto nei bozzetti, nel portfolio finale di Renaud Roche, in cui ci vengono presentati un po' tutti i vari personaggi con uno stile decisamente molto più realistico. Guardate ad esempio questi bozzetti qua. Ma il lavoro di sintesi che fa Roche per portarci poi dei personaggi molto minimali, ma allo stesso tempo molto riconoscibili, e sono anche tutti in grado di trasmettere molto bene le loro espressioni, sono molto espressivi, trasmettono bene le loro emozioni. E anche l'uso del colore è, secondo me, un grande pregio di questo volume, perché lo riesce ad usare per distinguere le varie scene, non ne abusa. È un volume molto sobrio a vedersi dal punto di vista grafico. Sobrio, essenziale, elegante. Lo definirei così, sinceramente. E quello che poi risulta leggendolo è come Lucas sia anche un po' a volte, spessissimo, un bambinone con delle idee chiarissime e tanta difficoltà nell'esprimerle, nel trasmetterle. E questa cosa penso sia vera, almeno guardando interviste, leggendo interviste, apparizioni, le celebration, le cose, è un po' il feeling che si è creato attorno a Lucas. E secondo me, in questo momento della storia della vita di Lucas, questo era ancora più vero. Le guerre di Lucas forse tralascia un pochino troppo, almeno secondo me per l'importanza che ha avuto, però questo forse dipende anche un po' non è una critica, è una osservazione, ma dipende anche molto dal taglio che si è voluto dare a questo volume. Tutta la parte relativa agli effetti speciali, cioè c'è evidentemente spazio per John Dijkstra e tutti quei personaggi, secondo me un po' risicato. Quello a cui il personaggio, voglio dire la persona in realtà, perché appunto non si tratta di personaggi, rimane comunque una biografia, che è invece chiave in questa biografia è ovviamente Marcia Lucas, e finalmente quest'opera spero che possa comunicare a tantissimi fan di Star Wars che magari non hanno assolutamente l'idea dell'importanza di Marcia Lucas per la buona riuscita poi nei cinema di Star Wars, perché probabilmente senza di lei noi non saremmo qui ancora oggi a parlare di Star Wars, se lei non avesse fatto il grandissimo lavoro di montaggio che ha fatto. Un altro aspetto, secondo me, interessante, perché è trattato molto bene, ma che forse potrebbe risultare un po' ridondante, per quanto sia in realtà qualcosa che ai fan di Star Wars è sicuramente piaciuto, è il rapporto tra Carrie Fisher e Harrison Ford. Non è così fondamentale alle vicende delle guerre di Lucas e alle vicende di Lucas stesso. Capisco che però sia importante inserirlo nel contesto della realizzazione di Guerre Stellari. Poi appunto, dal momento che anche la storia tra George e Marcia come dire, inizia
si risolve anche rapidamente, continua, perdura, ma l'avere poi l'elemento che ritorna, diciamo, di relazione o storia sentimentale tra Carrie Fisher e Harrison Ford verso la metà dell'opera, 3/4 dell'opera, sicuramente aggiunge appunto un po' di emozioni in questa storia, perché altrimenti sarebbe stato grossissime virgolette, semplicemente la realizzazione di un film. Invece così si apre un pochino l'obiettivo, non si va a concentrarsi soltanto su Lucas, e ci vengono raccontati un altro po' di dietro le quinte da quello che era la realizzazione di Star Wars, appunto concentrandosi sui suoi 2 protagonisti. Ripeto, a me è piaciuto che l'abbiano inserito, forse stona un pochino, ma capisco anche la necessità di spezzare, forse anche di allungare un pochino, non il brodo, però semplicemente di allargare un po' il campo visivo di questa storia, di questa biografia. Molto suggestivi, molto interessanti sono tutti i momenti in cui Lucas concepisce Star Wars e quindi Renaud Roche si diverte evidentemente a rielaborare graficamente quelli che sono i concept art iniziali di Ralph McQuarrie. Questa è una cosa, secondo me, che per quanto compaia raramente all'interno del volume, vi parlo di penso 2-3 pagine al massimo, 4 pagine probabilmente in totale, si coglie perfettamente l'essere fan di Renaud Roche, cosa che traspare dai bellissimi bozzetti finali, si capisce quanto mastichi del linguaggio visivo di Star Wars, quanto abbia interiorizzato nella propria mano, nel proprio tratto, quei personaggi, perché poi quando ci trasmette, quando ci disegna in una versione semplificata, minimale, in linea con tutto il resto dell'opera, i concept art di McQuarrie, e noi siamo perfettamente consapevoli che siano i concept art di McQuarrie, ma anche se non lo sapessimo, anche se non avessimo mai visto un concept art di McQuarrie e ci stessimo approcciando alla storia di Star Wars per la prima volta grazie a questa graphic novel, capiremmo perfettamente che questi disegni, ad esempio queste 2 tavole, non nascono dal niente, cioè sono perfettamente codificate, sono la perfetta traslitterazione dei concept di McQuarrie nello stile grafico di quest'opera. Quindi davvero ottimo lavoro. Ecco, vedete, anche qui che bello. Quindi anche qui, secondo me, un ottimo lavoro. Il volume scorre, devo dire, molto molto bene, si legge se avete un pomeriggio intero, un pomeriggio, un paio d'ore, un altro pomeriggio, ed è appunto molto molto scorrevole. Penso che sia da consigliare a tutti i fan di Star Wars, ma non solo, ripeto, i fan di Star Wars forse potranno apprezzare alcune sfumature più emotive, soprattutto sul finale, ma tutti coloro che invece sono interessati anche soltanto alla storia del cinema apprezzano soprattutto i capitoli iniziali. È bello vedere poi la sicurezza negli occhi di Lucas quando Star Wars ha il successo che ha, e quel to be continued sul finale ovviamente fa presagire e fa sperare in un prossimo volume dove magari si affronterà la realizzazione anche di episodio 5 ed episodio 6. La mia speranza in realtà sarebbe di vedere un volume dedicato a episodio 1, con magari una parte di quando Lucas ha realizzato episodio 5 ed episodio 6. Però penso che l'altro momento saliente nella vita di Lucas sia stato tornare a lavorare a Star Wars 20 anni dopo, con le tecnologie cambiate, con un controllo creativo totale, con un budget completamente diverso, eccetera, eccetera. Quindi personalmente a me piacerebbe vedere un secondo volume dedicato a episodio 1,
più che a ripercorrere pedissequamente la realizzazione di episodio 5 e episodio 6. Questo magari fatemelo sapere per chi ci sta guardando in live adesso nei commenti, e per chi recupererà il live successivamente, se ha voglia di lasciare un commento, a noi aiuta moltissimo per l'algoritmo di YouTube, su come vorreste vedere continuata questa storia. Un altro modo con cui continuare è invece andare a vedere il lavoro fatto con Spielberg, ad esempio su Indiana Jones. La nascita dell'amicizia tra Lucas e Spielberg si vede e si apprezza proprio in queste pagine, nella sua semplicità e nel suo mettere vicino essenzialmente due anime affini. Secondo me, appunto, potrebbe essere interessante proseguire questo Le guerre di Lucas con le avventure di Spielberg, diciamo, andando ad esplorare tutta la realizzazione di Indiana Jones, che comunque nasce dalle premesse simili, cioè così come Star Wars nasceva dalla volontà di Lucas di riproporre in una sua versione personale quelle che erano le avventure alla Flash Gordon, Indiana Jones, se non lo sapeste, nasce dall'interesse di Spielberg per il dirigere un film di 007, ma comunque gli dice: ma invece di dirigere un film di James Bond, perché non creiamo noi un personaggio, un avventuriero? E da qui nasce la figura dell'archeologo Indiana Jones, e è anche il motivo per cui io sono un grande sostenitore del... Adesso mi attirerò un linciaggio, ma io sono un grande sostenitore dell'idea di fare un recast per Indiana Jones e rendere il personaggio immortale, tra virgolette, proprio come James Bond, quindi aprire dei cicli con determinati attori, svilupparli e poi andare a cambiare attore quando dopo un tot di tempo. Ha grande rilevanza anche, e lo consiglio a tutti coloro che vogliono approfondire le premesse culturali di Star Wars, L'eroe dei mille volti, anche in questo volume si vede proprio chiaramente L'eroe dei mille volti di Joseph Campbell, lettura che appunto io continuo a consigliare a tutti coloro che sono un po' interessati al strato culturale, mitologico di Star Wars. Prima o poi dovrò trovare anch'io la forza, la volontà di mettermi a leggerlo tutto, non soltanto qualche paragrafo, però deve essere un testo molto corposo, ovviamente, però anche molto illuminante. Non ho particolari cose da aggiungere, per cui lascio un attimo di spazio a eventuali vostre domande. Però se non ce ne sono ci possiamo anche avviare alla conclusione di questo breve excursus sulle guerre di Lucas. Comunque abbiamo dedicato una mezz'oretta. Ovviamente, non l'ho menzionato prima, però due parole sull'edizione. Bao fa sempre bei libri. Io non sono un grande fan dei fumetti con la carta opaca. Questo lo è, però in questo caso è estremamente adatto, proprio per via della sua natura, appunto, meno comic book e più graphic novel, anche se qualcuno odia questo termine e a me non fa impazzire, per lo stile di disegni, per la colorazione di questo volume, secondo me la carta opaca è ottima, è un'ottima carta, il volume è ben impaginato, ben rifilato, la copertina è bella, la manifattura del volume è bella, e quindi il volume ancora è consigliato anche perché appunto è un bell'oggetto, un bel libro che
nella vostra libreria farà sicuramente un'ottima presentazione. Alessandro dice: non l'ho recuperato ancora, ma sembra veramente interessante. Sì, se non ti ho convinto in questa mezz'ora, non so cos'altro dirti per consigliartelo, perché secondo me davvero è validissimo. Penso una delle uscite più interessanti di questi primi 6 mesi del 2024. Giustamente Alessandro dice: purtroppo a volte deve fare le scelte non possedendo risorse illimitate. Verissimo, però insomma sai che c'è, magari più avanti qualche sconto, eccetera, eccetera. Ok, direi che non ho altro da aggiungere, appunto, se non invitarvi a chiedere, a scrivermi qui nei commenti. Ah, ecco, scusate, no, ho una cosa da aggiungere, una interessantissima, me l'ero dimenticata, bibliografia finale, quindi un elenco di testi dedicati alla vita di Star Wars e degli altri protagonisti di questo volume, per cui abbiamo la vita di coppia con Marcia Lucas, la carriera di Marcia Lucas, l'infanzia, la scuola, l'adolescenza di Lucas, i rapporti con Coppola, Spielberg, Scorsese, il background su Mark Hamill, su Alec Guinness, su Anthony Daniels. C'è un elenco grandissimo, appunto 2 pagine intere di titoli di libri, interviste, numeri di giornale, quindi il fatto di aver incluso una bibliografia così ricca è sicuramente un grande valore aggiunto anche per chi volesse ulteriormente approfondire le vicende. Detto questo, possiamo davvero andare a chiudere questa monografia sulle guerre di Lucas. Io ve lo ricordo ancora, edito da Bao Publishing, 23 euro. Penso uno dei fumetti più interessanti usciti in questo primo semestre del 2024. Come sempre vi ricordo, ecco, anche José dice: non conoscevo questo libro, ottime recensioni. Sì, arriverà anche nelle prossime settimane una recensione anche cartacea, o meglio scritta, scusatemi, sul sito. Siamo stati un po' impegnati, non siamo riusciti a preparare una recensione, scusateci, però appunto è consigliatissimo. Io come sempre vi ricordo i prossimi appuntamenti in diretta. Questo giovedì 27 giugno in diretta con Lightsabers Out, conduce come sempre il buon Dez. L'ospite di questa settimana è il grandissimo nostro amico Emilio Valotti di The Unbound. Archive Jedi invece torna lunedì 8 luglio, mentre la prossima puntata di Holocron Book Club sarà lunedì 22 luglio, e poi andiamo tutti, almeno io me ne vado in ferie, e quindi ci rivediamo tranquillamente a settembre con il recupero delle uscite dei mesi estivi. Lightsabers Out continua invece tutti i giovedì fino alla fine di The Acolyte, così come continua su YouTube, per chi ci sta seguendo da YouTube, la nostra copertura su The Acolyte di ben 2 video oltre la live a settimana, uno dedicato alla recensione degli episodi e uno dedicato agli easter egg. Che dire, quindi, se non una buona permanenza sui nostri vari, sul nostro sito, delle buone letture come sempre, e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Buona serata a tutti.